No alla DAD, ma perché no alla DAD? Perché noi vogliamo tornare a scuola in presenza e in sicurezza. Questa è la ragione principale che ha portato la rete degli studenti medi delle scuole superiori di Mestre, insieme a quelli di altre province del Veneto, a manifestare. All'indomani del responso del TAR sono tornati a chiedere maggiore attenzione per la scuola. Occupiamoci della scuola, la sintesi che compare sullo striscione. Noi chiediamo e anzi pretendiamo appunto che vengano dati fondi alle scuole, che si comincia a investire in qualcosa che serva veramente. Noi vogliamo assunzione di più professori e professoresse, vogliamo che vengano trovati nuovi spazi per le scuole, spazi che appunto in città come questa esistono. La manifestazione è culminata con l'occupazione simbolica e limitata ad oggi dell'edificio del Centro Unico Prenotazioni dell'ex Umberto I, con l'invito a riqualificare gli spazi in disuso aprendoli ai giovani. Noi oggi vogliamo dire che la città è dei giovani, noi siamo il futuro di questa città, abbiamo bisogno di spazi di espressione, di socialità, di aggregazione, di confronto e di discussione e questi spazi siamo pronti a riprenderci.